Rieccoci cari telespettatori, un altro nostro ospite per affrontare un'altra tematica molto interessante, molto importante, che riguarda da vicino tante famiglie, tanti giovani, tanti ragazzi e di conseguenza anche tanti genitori. Parliamo del mondo del web, parliamo di tutto quello che succede o può succedere, ma purtroppo capita di frequente, fino ad arrivare ai casi estremi del cosiddetto cyberbullismo. Ma cerchiamo di capirlo bene da vicino, visto con l'occhio di chi se ne occupa, e abbiamo il piacere di avere qui con noi in studio il dottor Sergio Russo, grazie di essere qui con noi, che è dirigente del Compartimento di Polizia Postale del Veneto, primo dirigente della Polizia di Stato. Grazie, buonasera e un saluto a tutti quelli che ci guardano. Allora, dottore, ci fa molto piacere averla qui in studio perché effettivamente comprendere dal vostro punto di vista, che è proprio quello anche dell'indagine su certi fenomeni, della ricerca che viene effettuata, di una casistica molto importante, è qualcosa di diverso dal consueto, perché si interagisce normalmente con gli avvocati, con i psicoterapeuti, con gli psicologi, con tutta una serie di figure molto importanti, magari anche con la magistratura, però hanno una prospettiva che è diversa da chi invece è vicinissimo a questo fenomeno, non tanto quanto le vittime o gli artefici, però pressappoco ci siamo vicini e voi anche lo studiate. State svolgendo, questa è anche un po' l'occasione, una campagna molto importante nazionale di sensibilizzazione e anche di informazione, che è Una vita da social, a livello capillare sul territorio, coinvolgendo, ci racconti lei come si struttura e per capire, dopo andiamo a sviluppare la tematica. Sì, allora siamo ormai al nono anno di questa, di questa campagna Vita da Social e la Polizia di Stato, il Dipartimento della Pubblica Sicurezza è molto attento alle problematiche, molto sensibile alle problematiche dei minori e attraverso il nostro servizio Polizia Postale delle Comunicazioni di Roma abbiamo a disposizione questo track brandizzato Vita da Social, all'interno del quale ospitiamo i ragazzi per incontrarli. E questa iniziativa siamo proprio nel mezzo, come ha già detto lei, perché è stato fatto qualche giorno fa a Mestre, sarà proprio domani a Chioggia, è stato già a Padova, a Prato della Valle, abbiamo toccato Bassano del Grappa, abbiamo toccato l'Arena di Verona, eravamo proprio davanti all'Arena di Verona, abbiamo incontrato numerosissimi ragazzi anche quest'anno, ma lei considera che in 9 anni parliamo di qualche milione di ragazzi in questa campagna, senza considerare tutto quello che sono le iniziative che facciamo nelle scuole o che facciamo proprio per i genitori, proprio per sensibilizzare questi aspetti. Quest'anno il track iniziato a novembre si concluderà dopo aver toccato 73 città di tutto il territorio nazionale, quindi un viaggio lunghissimo, passando per Sanremo in occasione del festival, è una tappa obbligata, ma quello che bisogna dire è l'interesse e l'importanza della Polizia di Stato e della Polizia Postale, che io qua rappresento per il Veneto, di incontrare i ragazzi e spiegar loro tutto quello che viene sul web, quindi tutto quello che viene vissuto da noi come esperienze informative e investigative per far, diciamo, superare loro questa sorta di, a volte di inconsapevolezza, perché dobbiamo dire, loro sono molto bravi, sono i nativi digitali, conoscono bene come usare un dispositivo, come iscriversi a un social, come pubblicare immagini, come condividerle, come mettere like, come togliere like, come fare tante cose. Però a volte peccano un po' di ingenuità, di inesperienza, parliamo di ragazzi che hanno 11 anni, di 12 anni, 13 anni. E quindi uno degli aspetti più importanti di questa strategia di prevenzione che mette in atto la Polizia di Stato è quella di parlare ai ragazzi. Non dobbiamo però dimenticare che gli altri anelli della catena degli educatori, quindi a partire ovviamente da noi come istituzione, ma il mondo degli insegnanti, il mondo dei docenti, il mondo dei dirigenti scolastici e soprattutto il mondo dei genitori. È su quello aspetto anche che noi battiamo molto e cerchiamo di avere un confronto diretto per dare le cosiddette linee guida, per dare quello che sono i consigli che ci detta l'esperienza, che ci detta il campo, mi passi questo termine, nel quale la prevenzione svolge un compito importantissimo, perché dobbiamo essere proprio molto concreti. Quando succede qualcosa di grave, i primi a fallire, sì,
i primi a subire le conseguenze sono i genitori sicuramente, ma noi come istituzione, come Polizia di Stato, abbiamo fallito nella nostra attività di far capire alle persone che l'essere cyberbullo può comportare conseguenze gravi, ma deve anche far capire a tutto quello che gira attorno al fenomeno del cyberbullismo che occorre riferire, occorre raccontare, occorre aprirsi e parlare con chi ti sta vicino per poter far sì che gli episodi, a volte gravi, non arrivino a determinate conseguenze. Ecco, volevo sapere come reagiscono i giovani. Lei ha detto giustamente c'è questa inconsapevolezza, grande conoscenza del mezzo fino a un certo punto, però comunque grande conoscenza, ma c'è un'inconsapevolezza, una forma di ingenuità che è connaturata anche all'età. Quindi davanti a questi vostri racconti, dopo entreremo anche nel merito di che cosa viene raccontato, quindi anche lei ci racconterà cosa è bene sapere, come rispondono, che reazione hanno? Cioè di incredulità, di diffidenza oppure di accoglimento del messaggio? Beh, allora dobbiamo considerare che la specialità Polizia Postale e delle Comunicazioni, della quale io faccio parte, che è una specialità della Polizia di Stato, ha al suo interno qua vediamo il vostro... al servizio Polizia Postale di Roma un gruppo di psicologi che ovviamente danno un importante supporto a tutta quella casistica che gli viene sottoposta. Quindi il contributo di questi specialisti, no, dei psicologi e dell'esperienza degli investigatori appunto mi consente di poter dire che in molti casi i ragazzi il feedback che ci danno è proprio questo: un messaggio postato denigratorio, la partecipazione ad un gruppo con la pubblicazione di determinati contenuti, di determinate immagini, con determinate frasi, non hanno effettivamente contezza intanto di quante orecchie, occhi possono guardarlo, perché la rete e i social e i gruppi è sconsiderata, perché riguarda ovviamente, lei può immaginare, non ha confini, ma a volte credono veramente mi è capitato proprio, glielo riporto proprio testualmente, ma io volevo scherzare. Però bisogna fare particolare attenzione, noi questo spieghiamo loro, fate attenzione che a volte, come purtroppo citava Carolina Picchio, che è diventata, diciamo, il simbolo della nuova legge sul cyberbullismo, quella ragazza che è morta ormai un po' di anni fa, 15 anni, che a volte le parole fanno molto più male degli schiaffi e la legge sul cyberbullismo cerca proprio di definire questi aspetti in modo tale da circoscrivere le condotte. Sulla consapevolezza, ecco, noi spingiamo molto anche e soprattutto sul condividere certe informazioni, condividere certe situazioni. A volte si crea il gruppo, si crea una sorta di, mi passi il termine un po' forte, di omertà all'interno del gruppo. No, ma è così, è proprio così. Siamo abituati a usare il termine omertà in altri contesti criminali particolarmente gravi. Diciamo, la uso facendo le debite, come posso dire, i debiti parallelismi, per carità, però a volte si vede che c'è un atteggiamento un pochino più prevaricatorio, un pochino più vessatorio, un pochino più discriminatorio, ma si cerca di starne al di fuori. Anche su questo la strategia della Polizia Postale, della Polizia di Stato, è proprio quella di andare a toccare le sensibilità dei ragazzi, delle persone, per far sì che facciano presente all'adulto di riferimento, che come ho già detto prima può essere, in primo luogo è ovviamente il genitore. Dovrebbe essere il genitore. Dovrebbe essere il genitore, torniamo al discorso, sicuramente, dovrebbe essere il genitore, lo dico anche perché sono genitore, dovrebbe essere il genitore, ma comunque per poterci, diciamo, per poter avere un fronte più compatto e maggiormente efficace può essere anche l'educatore. I ragazzi, lei sa, passano ore e ore in un'aula con degli insegnanti, oppure passano ore in una palestra ad allenarsi perché giocano a pallavolo, o in un campo ad allenarsi perché giocano a calcio, o perché fanno attività sportive, o frequentano gruppi e associazioni di qualsivoglia natura. Ecco, questa filiera di educatori deve essere informata, a loro deve arrivare l'informazione, perché riteniamo che è ovvio che l'adulto percepisca e cerchi di inquadrare subito quale può essere la gravità di quella condotta e quali riflessi può avere
sul destinatario di quella condotta, perché la definizione di cyberbullismo è proprio questa, di agire per isolare una persona, per metterla in ridicolo attraverso una serie di condotte che possono essere la denigrazione, lo dicevo prima, anche il sostituirsi a lui. È capitato in alcuni casi che si crea un profilo social, magari con la foto del ragazzo o della ragazza che è l'oggetto la vittima di queste condotte di cyberbullismo, e magari si pubblicano contenuti che magari fanno pensare a cose private di quella persona che non ha piacere che vengano dette, non ha piacere che vengano... Bravissimo, lei ha toccato un aspetto importante, proprio per far comprendere che c'è una legge effettivamente che tutela questi punti, ma è vietato pubblicare questi contenuti? Assolutamente. Inoltrarli, cioè è proibito oppure no? Anche per i minori? Allora, assolutamente, ci sono delle norme del codice penale, cioè noi ci stiamo muovendo in un settore che parte da un'attività di prevenzione per intervenire prima che avvenga la fattispecie penale, prima che si compia il reato, che può avere effettivamente conseguenze gravi. È chiaro che, per esempio, nell'esempio fatto, una determinata reiterazione di molestie, di prevaricazioni, va a comportare dei reati che sono previsti dal codice penale, gli atti persecutori, la diffamazione. Il sostituirsi vuol dire, c'è un reato che si chiama sostituzione di persona, che sono gravi, hanno delle loro connotazioni penalistiche, che riguardano anche i minori. Bravissimo, questo attenzione, è importante. non è che il codice penale, è vero che i minori hanno un procedimento particolare. No, i minori non sono imputabili, attenzione, il minore noi lo conosciamo come diciamo, il minore è fino ai 18 anni, ma non è detto che siano tutti non imputabili o possano andare esenti da qualsiasi sanzione. Hanno un sistema sanzionatorio diverso, hanno proprio un codice di diritto diverso, perché giustamente bisogna intervenire anche in quello dei maggiorenni, il fine è quello rieducativo, ma a maggior ragione nei minorenni. Però rimane il fatto che queste condotte, come l'accedere a un profilo di un'altra persona abusivamente, è un reato, ed è un reato di accesso abusivo. Cioè, c'è tutta una serie, il molestare una persona, fargli pervenire più messaggi, è un reato di molestia. E forse non conoscono che questi sono reati. No, sicuramente sotto l'aspetto, il piano giuridico non lo conoscono, sono perfettamente d'accordo con lei. Però noi, ripeto, qua la strategia che noi utilizziamo è quella di intervenire prima che queste cose avvengano, cioè noi ai primi segnali, è questo che insegniamo ai ragazzi, ma soprattutto ai genitori e agli insegnanti, a captare questi segnali, per poter intervenire in sede preventiva. È come dire, è complessa l'attività, però i risultati a volte ci danno anche ragione sotto tanti aspetti. È il vedere un comportamento del ragazzo che magari cyberbullizzato, lo vedi che si isola, lo vedi che ha un rendimento scolastico, cala nel rendimento scolastico, ha delle relazioni, comincia a cambiare le proprie relazioni con il gruppo, e comunque, ripeto, un genitore deve avere la sensibilità di capire quando il proprio figlio ha qualcosa che non va e metterlo di fronte e offrire quello che è il sostegno da parte di un genitore. Però purtroppo noi sentiamo anche tanti psicoterapeuti che si occupano di questo e dicono che in molti casi la vittima non ha la famiglia che se ne rende conto, se non dopo molto tempo. La vittima stessa ammette di non aver reso partecipe la famiglia per vergogna, per una confidenza che poi con l'età adolescenziale magari viene meno anche nei confronti dei punti di riferimento della famiglia, cioè dei genitori stessi. E poi c'è il bullo anche, il cyberbullo, quello che attua questi comportamenti, la cui famiglia nega sempre, anche se è chiamata dagli insegnanti a scuola, che proprio il suo proprio figlio sia artefice di certe cose. E anche quali sono queste certe cose, perché giustamente lei ha elencato delle situazioni che configurano fattispecie di reato, probabilmente non ne sono neanche consapevoli che sia un reato, che non si possa, che non si debba fare, che non è un gioco, che non è uno scherzo. Sono perfettamente d'accordo in quello che dice lei, non ci sono dubbi. Noi dobbiamo intervenire è chiaro che rivolgendoci al genitore della persona responsabile abbiamo a volte effettivamente accertato che tendono a difendere e a dire ma è uno scherzo, ma non è un fatto così grave. Però
e anche, come diceva lei, e gli esperti sicuramente suffragano quello che sto dicendo, cioè affermano che a volte il minore fa fatica ad aprirsi, fa fatica ad esternare, perché c'è una sorta di, come dire, di vittimizzazione, cioè si sente lui il responsabile di aver dato causa a determinati comportamenti, di essere diverso perché magari ha migliori rendimenti scolastici, ha un aspetto estetico diverso dal prototipo che noi, che il livello della società prevede, e ha questo proprio processo di vittimizzazione e tende ad autoincolparsi. Da qui tutto l'aspetto che riguarda appunto anche gli episodi di autolesionismo che entrano in questo fenomeno di disagio giovanile che è ancorato e legato al cyberbullismo. Noi queste però, indubbiamente è indubbiamente difficile scoprirlo, però quello che occorre fare, che è quello che la Polizia di Stato intende fare con queste campagne, è educare alla sensibilizzazione, capire queste cose e condividerle, soprattutto con i genitori e con gli educatori, perché a loro, ai ragazzi, dobbiamo insegnare al rispetto, educarli al rispetto. La rete internet è una grandissima occasione, è una risorsa che io non ho avuto alla loro età e mi rendo conto che probabilmente adesso agevola su tanti aspetti. È anche vero che però fornisce occasioni anche per mettere in atto e porre in atto condotte, condizioni, situazioni di pericolo sui quali noi adulti dobbiamo intervenire e dobbiamo sfruttare la sensibilità di un genitore. Il genitore non può esonerarsi dal seguire il figlio. Ripeto, noi parliamo di ragazzi che hanno 10 anni, 11 anni, 12 anni. Giovanissimi, parliamo veramente di persone che, è vero che i nostri interventi arrivano fino ai 15, 16 anni, però soprattutto in questi primi anni, parliamo delle scuole medie, anche se, attenzione, l'utilizzo del cellulare non è che comincia solo alle scuole medie, l'avere un account su un qualche social non si ferma alle scuole medie. Lei considera, noi parliamo di miliardi di account, se vogliamo parlare delle maggiori piattaforme. Anche falsi, no? Perché simulano un'età diversa. Anche falsi, sì, certo, anche. Noi li chiamiamo in gergo fake, no? Gli account fake. Sì, certo, assolutamente. Le dicevo poc'anzi, le parlo di un caso. Il 28% è falso. Ma ce ne sono tanti, sicuramente. È vero che i grandi social attuano delle politiche per poter verificare e creare situazioni di controllo anche sugli account fake, che sono quelli falsi, adesso lo uso un gergo, ripeto, una terminologia più che altro operativa, falsi, però molti ci sono e lei sa, a volte il ragazzo che ha 14 anni, che ha 13 anni, 12 anni, vede un'immagine magari di un coetaneo nel profilo, oppure magari lo incontra mentre sta frequentando una piattaforma di gioco ed è convinto di essere di fronte a effettivamente un coetaneo. Ecco, anche su questa forma di diffidenza noi cerchiamo di far capire loro, attenzione, diffida perché, guardi, noi usiamo solitamente una metafora, ma quanti amici hai? Ah, io ho 1600 followers, e quindi sono amici? Quanti ne conosci di questi? Sei sicuro che siano tutti i tuoi amici perché te l'hanno scritto sul social, ma non le conosci? Quindi, e chi è amico? Cosa vuol dire essere amico? Per loro il follower è colui che condivide contenuti e scambia contenuti. Certo. Ecco, su questo noi ci confrontiamo molto con i ragazzi, ci piace essere al loro fianco come degli amici. A volte la divisa può far sembrare l'operatore di polizia colui che richiama l'ordine e impone magari le regole. Però è anche vero che cerchiamo di far capire loro con il confronto, con il ragionamento. Guardi, sono stato l'altro giorno a Mestre e mi sono veramente divertito ovviamente da un punto di vista professionale, sì, attenzione, non divertito come gioco, perché sento in alcuni casi la loro maestria, la loro padronanza del mezzo. Però quando gli formuli determinate, gli porti determinati esempi che sono realmente accaduti, dicono, ma io non ci sarei mai cascato. Però
vi posso garantire che se i casi noi li raccontiamo perché sono accaduti, vuol dire che qualcuno c'è cascato. Siccome non sono casi sporadici, adesso non devo assolutamente creare una forma di allarmismo, però, ci sono i casi, succedono, e quindi è indispensabile che a volte, sa, il famoso concetto non è capitato a me quindi non esiste. No, non è così. Purtroppo non è così. Questo vale anche per noi adulti, certo. Anche nel campo della sicurezza informatica, le posso garantire che finché non mi capita l'incidente informatico, l'attacco informatico, per me è una cosa che non esiste, poi invece assolutamente esiste. È reale, è concreto. Quindi tornando al campo dei minori, e poi comunque un'importante campagna noi la facciamo nei confronti dei genitori. Infatti, no, su questo voglio tornare, su questo aspetto della responsabilità, secondo me, anche dei genitori, e fin dove possono muoversi. Ci sono tante domande, tante volte ci hanno scritto: ma io posso aprire, ho il diritto di entrare nel cellulare di mio figlio, ho il diritto di entrare in questa sua privacy? Insomma, a queste varie domande risponderà tra poco. Andiamo in pubblicità, pochi secondi, poi torniamo insieme.